ser jiġi mwassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Antonello Bella jsellmilkom jagħtikom merħba 48 episodju mis-sensiela Botta u Risposta. Kif qegħdin taraw illejla għandna programm speċjali fi fost l-oħrajn ser nanalizzaw il-Grand Prix ta' Las Vegas imma mhux qabel ma nintroduċu l-mistiedna li għandna llejla. L-ewwel fuq kollox il-mistieden residenti fejn programmi tal-Formula Wieħed Andrew Seidel. Andrew Seidel. Nsellimlek Antonello u nsellim l-segwaċi kollha tagħna. Iva, Antonello, l-lejla għandna programm differenti minn dawk tas-soltu għax għandna mistieden speċjali fostna l-lejla. Iva, Andrew, fil-fatt kif diġà qegħdin taraw il-lejla għandna l-unur li nilqgħu fostna l-ħadd l-eks kummentatur ta' tlielaq tal-Formula Wieħed għal Mediaset lura lejn is-snin design, Guido Schittone. Buonasera Guido, grazie per averci concesso l'onore di collegarci con noi questa sera. È un piacere tutto mio. Infatti è una piccola sorpresa che volevamo fare anche ai tifosi maltesi della Formula 1, specialmente quelli che ricordano lei e Andrea De Adamic commentare le gare negli anni 90. Eh sì, è stato un bel periodo, è stato un bel periodo anche per la Formula 1, al di là della morte di Senna e al di là di alcuni fatti che sono avvenuti, però direi che è un periodo che ricordo con grandissimo piacere. Buonasera a lei, Guido, benvenuta nella nostra trasmissione. Buonasera. È un gran piacere di avere lei qui con noi. Infakrukom li l-programm ser jisir b'mod prinċipali bit-Taljan u bl-Ingliż biex anke ndaħlu l-mistieden speċjali li għandna lejla fid-diskussjoni. Biss inħeġġukom biex titlu magħna fil-programm billi tħallu l-kummenti u d-domandi tagħkom lil Guido fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa għalikom ma' din ix-xandira diretta. Qabel ma niftħu d-diskussjoni, tajb illi wkoll nagħtu naqra ħarsa lejn ir-riżultati illi kellna l-bieraħ minn ġewwa Las Vegas permezz tal-grafiċi illi bħas-soltu ser nurukom. L-ewwel post ġie Max Verstappen fuq Red Bull, it-tieni Charles Leclerc fuq Ferrari u t-tielet Sergio Perez fuq Red Bull. Andrew, l-komplement tal-żona punti? So I will do this in English out of respect to Guido as the standings go. In fourth place, Esteban Ocon for Alpine. In fifth place, we saw Lance Stroll. Sixth place, Lance Stroll for Aston Martin. Sixth place, Carlos Sainz for Ferrari. Seventh place, Lewis Hamilton for Mercedes. While in eighth place, we had George Russell, who was given a 5-second time penalty, which was applied after the race. In ninth place, you had Fernando Alonso for Aston Martin, while in 10th place, you had Oscar Piastri for McLaren, who also did the fastest lap of the race. In fact, the fastest lap of the race was on the time of 1 minute 35.490 in lap 48. On the other hand, Lando Norris retired from the race in lap 3 after an accident. Allora Guido, cominciamo con parlare del Gran Premio di Las Vegas di ieri e con questa Verstappen ha fatto 18 vittorie, anche se questa volta l'olandese ha dovuto combattere con Leclerc per vincerla questa gara. Eh sì, è stata decisamente la corsa forse più difficile di Verstappen nell'arco di questa stagione. Probabilmente Leclerc, senza l'ingresso della safety car, che per forza di cose ha avvantaggiato Verstappen anche per quanto riguarda il cambio di gomme poi successivo,
avrebbe vinto la corsa, perché forse abbiamo visto la Ferrari in assoluto più competitiva su una pista che sicuramente ha dato grande spettacolo, ma che non è certo lo stato dell'arte sul fronte tecnico, cioè nel senso che le vetture qui i propri difetti non è che li palesino molto. È stato un bel Gran Premio comunque, molto divertente. Verstappen ancora una volta ha dimostrato di avere qualcosa in più, anche se la manovra compiuta al primo giro in partenza mi ha ricordato il vecchio Verstappen, quello che spesso commetteva delle scorrettezze anche ai danni di Lewis Hamilton e poi accusava Hamilton perché i 5 secondi sono stati giustissimi. Secondo me, credo che la Ferrari hanno sbagliato ieri di non cambiare le gomme di Leclerc quando c'era il safety car, visto che era molto probabile che Verstappen va a cambiare le gomme sue a quel punto, secondo me. Che ne pensi di questo? Ma è un'opinione che hanno avuto in molti. C'è da dire che in quel frangente io credo che la Ferrari abbia voluto andare più che altro sul sicuro e non prendersi quel rischio. Probabilmente, come dice lei, avrebbero potuto compiere la mossa perché insomma la vettura c'era, era molto competitiva e poteva combattere quasi ad armi pari con la Red Bull. Lo abbiamo visto nel caso del sorpasso di Leclerc nei confronti di Perez, anche se c'è da ricordare che Perez aveva un carico aerodinamico superiore rispetto a quello di Verstappen e quindi era molto più lento sul rettifilo rispetto alla Ferrari. Dato Sì. forse per Carlos Sainz che dopo quell'incidente sfortunato che aveva giovedì/venerdì non poteva competere anche lui per la seconda vittoria stagionale. Ma questo non è stato un errore di Sainz, è stato secondo me un errore da parte della federazione, perché è vero, esiste un regolamento molto rigido, ma in un caso di forza maggiore come quello avrebbero dovuto riunirsi non tanto i commissari, perché i commissari non possono fare altro che applicare il regolamento, ma riunirsi a Parigi, il Consiglio mondiale e deliberare che in caso di forza maggiore questa penalità di 10 posizioni non ci deve essere perché è un no sense della Formula 1. Sainz ha pagato per colpe non sue. Di sicuro, infatti secondo me c'è bisogno di una provvisione per casi di force majeure, come ha detto lei. E una curiosità, Guido, dato che stiamo parlando di Verstappen e del dominio Red Bull, lei ha vissuto un'altra epoca dominante negli anni 90, quella della Williams. Quanto di simile c'è tra queste due ere, Beh, secondo lei? Adrian Newey subito è la cosa più È più simile, ovvio. ecco, più ovvia, è molto simile, anche se diciamo che nella storia della Formula 1, al di là dell'epoca dei motori Cosworth Double Four Valves, c'è sempre stata una vettura dominante e le altre vetture sconfitte. È un ciclo, c'è stato il Sì, ciclo della Mercedes, sì, adesso negli è più anni 90. down, è in leggero calo. Io personalmente sono tifoso di Hamilton della Mercedes, per cui spero che possano risalire, ma la vedo abbastanza difficile. E adesso c'è quello della Red Bull, c'è stato quello della Ferrari, c'è stato quello della Benetton, c'è stato quello della Sì. McLaren, di Lotus, fa parte della Della storia. storia di Sì, sicuro. sì, sì. Quindi direi che il confronto sì, ma è la Formula 1, è la storia della Formula 1 che Secondo me così. la Formula 1 è una storia che ha cominciato nell'anno 950. 1950 e oggi 2023 e c'è una storia C'è in una ogni storia perché anno. i primi anni Alfa Romeo Ferrari e poi è arrivata la Mercedes nel 1954 e ha vinto i titoli mondiali. Poi ci sono state le prime vetture a motore posteriore, quindi se la giocavano Lotus, Brabham, McLaren. È tutto così, insomma, E non mi infatti, stupisce. infatti mi chiedono persone.
chi secondo me è stato il miglior pilota della Formula 1 nella storia. E io sempre dico che non c'è solo uno, perché la Formula 1 è una storia che ha cominciato nell'anno 1950 150? e va fino a oggi. E c'erano state ere differenti di Macchine macchine differenti, problemi differenti, differenti, è problemi, giusto. Non c'è il esattamente. migliore in assoluto, non lo possiamo dire. No, no, Anche se il Probabilmente dibattito Senna, Schumacher, Hamilton sta sempre felice. Infatti hai fatto Andrew felice un po' perché lui tifa Mercedes. non lo sapevo. ok. Ecco. Sì, Però per non pensavo, andare che ti piace Hamilton, Io, io, siccome... no, io sono innamorato di Hamilton da quando correva in kart. Per me Hamilton è Ok, non plus ok, ultra, per cui lo ricordo. ecco. una cosa che volevo anche forse per continuare la discussione è che io infatti facevo durante l'anno un paragone tra la stagione dove Mansell dominava nel 92 alla stagione che abbiamo vissuto praticamente quest'anno con Verstappen che vinceva sempre. La vedi questa cosa? Sì, la vedo, è molto simile alla stagione 1992 perché all'epoca la McLaren era entrata in grossa crisi, era l'ultimo anno del contratto con Honda, non aveva le potenzialità per poter battere Williams e Renault che era avanti tecnologicamente rispetto a tutte le altre. La Ferrari nel 92 aveva tra le altre cose sbagliato la vettura, per cui di fatto non c'erano dei grossi contendenti nei confronti di Nigel Mansell, della Williams e di Riccardo Patrese stesso, che fece comunque un'ottima stagione e aiutò tanto Mansell per la vittoria nel titolo. Andrew, I wanted to ask you a question. Mm, Che puoi anche Guido, rispondere pure lei adesso che sappiamo che tifi per la Mercedes. Are you still confident that you can finish second in the Constructors' Championship? Let me put it this way. I was more confident before the Las Vegas Grand Prix than after it. I mean, 4 points is absolutely nothing at this point. It can flip either way. Um, but to me, at the end of the day, the point is this. Second place, when both have been so distant to Red Bull, is it really much satisfaction? Not really. And to be honest, I think it's a disappointment for both teams. Whoever claims second and whoever finishes third at the end of the day. The truth is, neither have been good enough realistically over the season to win a race on pure pace. Mercedes have not had a single one, I would say. Yes, Ferrari did win in Singapore, but we should point out that Red Bull arguably got it wrong more than the fact that Ferrari got it right. And so I think at the end of the day, I think Mercedes, if they don't finish second, they look back and think they missed quite a few chances to wrap up second place, but also it is a tale of missed opportunities for Ferrari during the season, in my opinion. So I think at the end of the day, you say second or third, but the truth is nobody's really going to remember who finished second or who finished third in the championship. And the truth is neither were good enough to challenge Red Bull. Red Bull simply ran away with the Constructors' Championship this year. So I think that's my view, but I think it's definitely in the balance as to who finishes second or third at this point. Non so, forse Guido No, you are vuoi the first of commentare. loser. I understand. I Yes. understand. You are the first of loser. If you are second or third, you lose. You lose Exactly. Second is the first to your lose, in my opinion. opportunities. La Yeah, diceva Ron yeah, yeah. Dennis questa, infatti. I think for Abu Dhabi, a very fighting race between Mercedes and Ferrari.
but I don't see the same Mercedes of the last year. Last year was completely different. Mercedes had a good reaction after the first disastrous Grand Prix. This year there is something inside the team Doesn't that seem for right. me is not correct. Some people went away, probably they go in another teams. There is Mike Elliott has something, left the team yeah, recently, in fact. yeah, real. There is something wrong, I suppose. I'm seeing Mercedes in a little Confusion, bit I decline. think. Yeah, There's a yeah. confusion. It doesn't feel like they know where they're heading to. Yeah. I think, if anything, Ferrari have the better momentum at this point. Is from the psychological view, Ferrari now is stronger than Mercedes. Yes, I would say so as well. Yeah. But as I sort of said, and you seconded my view, second is the first to lose. So in truth, nobody's really going to care about it. Yeah, absolutely. Dall'altra parte, Guido, parliamo un po' della squadra che, malgrado io tifo, la McLaren. Las Beh, ma Vegas, allora abbiamo gli stessi gusti, perché io vengo da molte esperienze quando ero ragazzino con l'automobilismo britannico, per cui io amo molto l'automobilismo britannico. Oh, ok. La Formula 1 vera per me è nata in Inghilterra, e quindi l'automobilismo è nato, questo tipo di automobilismo, quello delle monoposto, che è quello che io preferisco, è nato in Inghilterra, è inglese soprattutto, per cui la McLaren per me rappresenta qualcosa anche di speciale, perché il primo Gran Premio di Formula 1 che ho visto da bambino fu un Gran Premio di Monza, vinto da Danny Hulme con la McLaren al suo primo anno con McLaren, per cui da quel giorno la McLaren, il colore kiwi, mi è entrata nel cuore. Poi dopo ho vissuto tutta l'epoca di Senna, ma addirittura a casa, adesso non la riesco a trovare, ho una mia foto al Gran Premio di Monte Carlo del 1973 in cui spingo la McLaren Yardley di Mike Haywood. 74, scusate, la spingo dal garage dove erano le Formula 1 all'epoca, che era alla curva del non il Mirabeau, dopo il Loves. C'era un garage, c'è ancora un garage, e di lì uscivano le monoposto. Io ero uno spettatore, chiamavano gli spettatori per spingere le macchine, perché c'era una grossa salita e si vede il giovane schittone con la McLaren Yardley di Mike Haywood che la sta spingendo. un'esperienza sicuramente che Da non sia io sia dimenticare. probabilmente Sì, non è vero. pagheremo per fare. E poi a Monte Carlo che la ciliegia sulla torta. E dice che la Formula 1, secondo lei, è nata in Inghilterra. In Inghilterra anche oggi è la maggioranza delle scuderie hanno i quartieri in Inghilterra. Il Mercedes know-how è inglese ancora adesso. Sì. Secondo me è inglese. Newey, lo sappiamo da dove viene. Ma anche se Anche si James guarda, Ellison, per esempio. tutti, perché sono tutti nati, al di là di Newey, sono tutti nati alla scuola della pista. Spesso sono dei tecnici di pista nelle categorie minori. Se uno passa ai miei tempi, molti che sono diventati importanti in Formula 1 iniziavano con Ralph Firman, con Van Diemen in Formula Ford, e poi andavano nei team di Formula 3 e poi nei team di Formula 2 o di Formula 3000, e poi arrivavano in Formula 1, quindi avevano le esperienze delle corse in Inghilterra dal vivo, live, sanno lavorare sulla macchina. C'era ad esempio il progettista delle prime Jordan, che era Gary Anderson, che faceva da capo meccanico di Roberto Moreno sulla RALT di Formula 3000 del team Bromley negli anni 80 di Roberto Moreno. Ecco, anche Ron Dennis stesso era capomeccanico, era tutta una generazione di persone che sapevano lavorare materialmente sulle vetture. Anche se vede l'epoca di Ferrari con Schumacher,
C'era Ross Brawn, Rory Certo, Byrne, certo, Nigel Stepney, certo. tutte le tre inglesi. Sì, 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 sì. È Sì, così. ricordo. Allora l'Inghilterra ha un'influenza, ha un gran influenza secondo me sulla Formula 1. E certo, beh, a parte che hanno inventato le monoposto moderne, le hanno inventate loro. La Formula 1 moderna, la Formula 1 Constructor Association l'ha inventata Bernie Ecclestone, che non è italiano. Insomma, c'è tutto una cultura che proviene dall'Inghilterra, senza contare che il motorsport in Inghilterra ancora oggi è un evento importante, ma non solo per la Formula 1, per tutte le categorie. Sì. Allora, torniamo a Las Vegas. Eh, Volevo parlare un po' del disastro McLaren che, che era ieri, anche se Oscar Piastri ha preso il giro più veloce ed un decimo posto che da parte mia è un po' poco per quello che ha fatto durante la gara. Hanno sbagliato strategia su Piastri, mentre Norris probabilmente non si è rotta la sospensione come si pensava, è stato un suo errore, ha preso un dosso, probabilmente ha calcolato male il punto in cui doveva passare in pista e ha compiuto un errore. Ma la McLaren è tutto l'anno che è un po' down, ha iniziato molto down, è risalita up e adesso è un po' altalenante. Inconsistente. È inconsistente, sì. C'è da dire però che tra tutti i team di Formula 1 è quello che è riuscito a partire male, ma poi a recuperare meglio di tutti gli altri, perché non so se vi ricordate, i primi Gran Premi la McLaren era inguidabile ed era disastrosa, Incubo. era a livello del, non per offendere, dell'Alfa Romeo, anzi l'Alfa Romeo andava più forte dell'Alfa Sì, Tauri e delle vetture che erano davvero, e delle Haas, ecco. La McLaren era l'ottava macchina, infatti anche quando c'erano le previsioni di inizio stagione da parte dei vari Will Buxton, David Croft, tutta gente Sì, di F1.com o di Sky che facevano previsione della McLaren ottava addirittura. E qui siamo a una gara al termine con la McLaren quarta e Norris che sta ancora in lizza per il quarto posto del campionato campionato. Sì. piloti con 6 podi. Sì, sì, no, no, ma infatti sono andati bene. Las Vegas è una gara sfortunata dove hanno sbagliato, però può capitare. Secondo me la McLaren è stata in crescita, quindi è una buona stagione per la McLaren, considerando appunto come era iniziata. Un'ultima domanda sulla McLaren prima che voltiamo l'argomento. Io sono uno dei forse pochi tifosi della McLaren che credono fermamente in Zac Brown, che penso che lui potrà far tornare la McLaren a vincere e a lottare per il campionato. Cosa ne pensa di questo? È sicuramente un team di riferimento. Devono implementare e migliorare quella che è tutta la struttura tecnica della squadra, perché i piloti ci sono. Norris, spero che migliori, che non sia arrivato al suo top. Piastri è un grande talento e mi sembra che quest'anno lo abbia dimostrato perché non è facile esordire con un team comunque forte, è molto più semplice esordire con i team che non hanno le macchine competitive perché tanto va sempre bene. Infatti Invece se Oscar ha poi vinto la sprint in Qatar. appunto Piastri a me piace molto, lo aveva già dimostrato sia in Formula 2 sia in Formula 3 di essere un pilota di grandissimo talento, per cui io spero che la McLaren davvero possa entrare nel novero dei favoriti a partire dalla stagione, non lo so se l'anno prossimo secondo me non ci riuscirà, come difficilmente ci potrà riuscire la Ferrari, però nel 2026 ricambia tutto, per cui potremmo dire che il ciclo Red Bull si ferma e ne inizia un altro e speriamo che possano essere nuovi, ci siano dei nuovi protagonisti. quando pensa al 2026,
c'è solo 2 anni. 2 anni, Sì, 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 non sì, è sì. No, no, lontano. infatti, infatti. E cambieranno tante cose. Di sicuro. La prossima domanda, Andrew. Un'ultima domanda, Guido. Che impressione ha preso su questo weekend inaugurale di Las Vegas in modo generale? Ma allora, la pista mi ricorda quella di Jeddah, c'è qualcosa anche un po' dell'Azerbaigian, sono questi nuovi circuiti che sono molto veloci, poco tecnici, secondo me molto pericolosi perché se succede qualcosa, se vai a sbattere quando c'è il gruppo contro quei muri, rischi davvero di farti male. Però alla fine della storia è stato un buon weekend. La Formula 1 ormai, forse dopo ne parleremo, sta prendendo un'altra strada rispetto a quella che seguivo quotidianamente io. È una Formula 1 che è all'interno di un contenitore dove si fa di tutto fuorché la Formula 1, è una scusa, in italiano diciamo uno specchietto, Formula 1 is a mirror, è uno specchio per creare show. Sì. E all'interno di questo show c'è anche quello della Formula 1. Questo non mi piace, però Las Vegas ci può stare nel mondiale, ha offerto una bella gara, divertente, quindi tutte queste grosse critiche sul circuito e al circuito onestamente non mi sento di farle. Poi l'altro aspetto, do ragione a Verstappen, io sono meno interessato allo show, ai DJ, alle superstar del cinema, Sì, non sì, mi interessa ho sentito i suoi perché commenti. Formula 1 è lavoro. Eh, e dopo il lavoro, la Formula 1 attraverso il lavoro deve fare show. Non è che la Formula 1 sia uno show così perché è uno Show e show. dopo al lavoro, Ecco, no. c'è un Prima po' quella lavori, Ma mentalità. dov'è per poi il arrivare a uno piacere? show. Oggi come oggi si lavora, si parte dallo show e all'interno dello show diciamo ci mettiamo la Formula 1, che però in realtà è il, Lo la sbaglio. calamita che ti porta i soldi per poter realizzare lo show. Questo non mi piace molto, però è un'idea statunitense, è un'idea tipicamente americana, l'accetto, ha avuto delle buone cose perché ha coinvolto molti giovani che non seguivano la Formula 1. Sì. Spero però che questo non si limiti a seguire la Formula 1, ma che sia una scusa per migliorare la cultura dei giovani nei confronti del motorsport, che non è solo la Formula 1. E infatti Verstappen ha detto nei suoi commenti, non è solo per vedere lo show, è per i giovani, come ha detto lei. Eh, migliorando, they improve their knowledge about Yeah. Formula One and the sport in general, per dire quella cosa in inglese. Secondo me, su questo weekend hanno da imparare. Sì, Venerdì non è iniziato no, bene, buono. molto male. I think, credo che la preparazione forse non è stata ottima. The Ottim- problem, but really, there maybe it was was a just bit. one problem, science Yes, problem it and was a freak, Ocon problems. obviously. Yeah, there was. But in my years in Formula One, we went in Phoenix, we went in Detroit. Di sicuro. They were not at the same level of Las Vegas. Las Vegas is a paradise in In comparison of those. comparison. Yeah, yeah. Comunque abbiamo visto una buona gara poi, anche Sì, sì, se... bella, Esattamente. molto bella. Almeno la gara. Sì. Allora, grazie Guido, adesso andiamo per una piccola pausa. Sermon waqfa qasira ta' reklami, kif tiġu niġu lura abbiamo qualche messaggio quando torniamo, poi parliamo dei tuoi tempi Ok, quando commentavi le gare tra il 91 e il 96. Waqfa qasira ta' reklami u nerġgħu lura magħkom. Tibqgħu magħna.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Matul ix-xahar ta' Novembru, Gamebreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura għal program Botta u Risposta tal-lejla, benvenuti ancora alla trasmissione Botta e Risposta di stasera. Flimkien miei huma Andrew Zarp, oltre con me Antonello Avera e con Andrew Zarp abbiamo l'onore di avere con noi l'ex giornalista di Mediaset Guido Schittone. Infakkarkom li kull min għandu xi domandi għal Guido jagħmel dan billi ħalli d-domanda tiegħu fis-sezzjoni li għandna miftuħa mal-kummenti. I remind all our followers that whoever has a question for Guido can do so by leaving their questions in the comment section that are part of this live stream. Infatti Guido abbiamo qualche domanda per lei che è in inglese da è un mio amico, è anche appassionato della Formula 1 degli anni 90, che è Fabian Sara, che vorrei anche salutare. Lui Fabian ha qualche domanda che faremo tra la trasmissione. Lei ha detto questo. Firstly, I want to express my gratitude to you, Mr. Schittone, Mr. Andrea Diadamic, Giorgio Terruzzi, and the late Pepe Cereda, amongst others, for contributing to the unforgettable memories of Formula 1 in the 90s and early 2000s through Grand Prix on Italia 1. How do you compare the legends of the 90s era with today's top drivers? Questa è la sua prima domanda, poi ne faremo altre che ci ha fatto durante il corso della discussione. È stato... I top drivers erano veramente tanti, le leggende erano veramente tanti e noi vivevamo in mezzo a loro. Spesso si andava anche in vacanza assieme, si trascorrevano dei periodi di 2 settimane tra il Gran Premio del Giappone e il Gran Premio d'Australia. Era una Formula 1 molto differente rispetto a quella di adesso, dove forse c'erano meno barriere, c'era un rapporto molto stretto tra chi doveva raccontare e il protagonista. E quindi si sapevano anche molte più cose, perché poi in privato i piloti ti raccontavano
i loro problemi contrattuali, i loro problemi tecnici. Ed è stato veramente bello e si sono stretti anche dei rapporti che poi sono rimasti nel corso degli anni. Io adesso continuo a fare il telecronista, ma seguo il motorsport italiano, seguo Porsche Carrera Cup Italia e seguo tutte le categorie dei campionati italiani di AC Sport, e in Formula 4 ci sono i figli dei piloti che correvano in Formula 1 alla mia epoca, per cui rivedo sempre Riccardo Patrese, Luca Badoer, Nicola Larini, tantissimi di Ci sono questi. le sue figlie Sì, nel sì. Formula 4, forse e 3. Ok. Sì, 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 ci sono i figli, ci sono i figli di tutti questi ragazzi, ma ci sono anche i figli di Fittipaldi, i nipoti di Fittipaldi, insomma, Eh sì, c'è c'è pieno, Enzo. sì, Enzo, Pietro, vediamo Sì, un po' sì. che ci si vede un po' con tutti, quindi è veramente bello perché poi non solo rivedi i piloti, ma rivedi anche i meccanici, rivedi gli ingegneri, rivedi anche i preparatori atletici che un tempo erano in Formula 1, adesso sono in Formula 4, quindi Anche è un Formula mondo 4. unico alla fine ed è veramente bello. Incredibile che ha detto fitness oggi Yeah, anche yeah. nel Formula 4 è una Sì, è cosa. importante. Fitness, public relation, team manager, also in Of Formula course, 4, and you are 16, 15, 16, 17. you're already Uh, i- trained. i- i- if you are 18, you are old now. Yes. Yeah, Eh, really. You are outside every program. Remember, ricorda che Max Verstappen ha cominciato nella Formula 1 Certo, di Da 17 17enne. anni. 17, sì. E Ehm, dopo Rebaque e alcuni piloti degli anni 70, inizio 80, è stato in assoluto il più giovane a salire sulla Formula 1. Sì, Esattamente. Infatti, Guido, se per cominciare a parlare un po' dei suoi anni da telecronista, lei ha vissuto, diciamo, il cambio di guardia Sì, tra l'epoca dei Fantastici 4, Senna, Piquet, Mansell e Prost, all'epoca dove c'erano prima le battaglie tra Michael Schumacher e Damon Hill e poi più in là l'emergenza di altri. Hakkinen. Mi piacerebbe sapere per prima cosa la sua impressione su questo ricambio generazionale che lei ha vissuto anche in prima persona, da anche cosa Eh stai sì, dicendo? beh, il ricambio generazionale è arrivato soprattutto dopo la morte di Ayrton nel 1994. Finito quel maledetto Gran Premio di San Marino, mi ricordo che Michele Alboreto mi disse: la Formula 1 come la conosciamo noi oggi è morta, è finita. Con la morte di Senna ci sarà un'altra cosa che si chiamerà sempre Formula 1, ma non avrà più quei contenuti quasi mitici, leggendari che aveva avuto fino al 1994. In effetti è stato così, ma è cambiata anche la situazione tecnica della Formula 1, perché Schumacher di fatto combatteva contro Damon Hill oppure contro Jacques Villeneuve e poi contro Mika Hakkinen, però la media delle monoposto era completamente fuori da quello che era il discorso della vittoria, e quindi era anche difficile per molti piloti riuscire ad imitare quello che avevano fatto i vari Piquet, i vari Prost e via dicendo. È cambiato veramente tanto, e noi che seguivamo la Formula 1 lo avevamo avvertito. Schumacher avevamo capito, ad esempio, che sarebbe diventato campione, al di là della simpatia o antipatia, aveva un talento superiore. Damon Hill lo si conosceva in precedenza, io lo conoscevo perché correva in Formula 3 in Inghilterra con il team Selnet, e il suo compagno di team era Massimo Monti, un pilota di Bologna, per cui l'avevo conosciuto proprio nei test invernali, non mi ricordo se a Snetterton o a Donington nel 1980, punto interrogativo, adesso non me lo ricordo. Damon Hill forse non era un campionissimo, era un pilota però che aveva una grandissima sensibilità meccanica,
non per niente quando noi andavamo ai test all'Estoril o a Barcellona, Damon Hill percorreva centinaia di chilometri, se non migliaia, con le Williams dotate delle sospensioni attive, delle sospensioni elettroniche, ed è stato lui che le ha messe a punto. Il setup per quelle sospensioni lo ha creato Damon Hill. Damon guidava benissimo, aveva una guida davvero molto molto pulita, a livello di guida non gli si può dire niente, forse mancava di malizia, di cattiveria rispetto ad altri che combattevano contro di lui. Infatti volevo toccare il punto Damon Hill più tardi, anche perché lui è il mio idolo d'infanzia. Ah, Infatti, eh, io forse sono un po' più grande di Andrew. Infatti seguivo prima da piccolo nel 94 con il rosicamento la sconfitta ad Adelaide, poi nel sì, 95 tramite voi ho vissuto ho vissuto anche tra le lacrime di sconfitta le bastonate che prendeva da Schumacher, per poi nel 96, anche grazie a quella tua frase, onore da parte di Jacques Villeneuve, Demonelle campione del mondo, è una frase che non dimenticherò mai, perché poi finalmente ho visto il mio idolo diventare campione del mondo nel 96 con merito, finalmente, ma sono d'accordo con te che forse lui era, diciamo, uno dei piloti gentiluomini che c'era in quel tempo. Forse non aveva quella malizia, ma poi ha fatto delle grandi gare come Suzuka 94, anche Suzuka 96, quando nel sì, momento sì. del sì e Ha no vinto il campionato. ha scappato, e poi quando Berger provava a superarlo ha tagliato la strada e poi andava a vincere la gara del campionato. E poi ci fu quel magnifico Gran Premio d'Ungheria dopo la Sì, del Williams, e quando, 97 con le Rose. ecco, e lì si tolse, secondo me, delle soddisfazioni almeno morali rispetto alla critica. Esattamente, infatti perso quella gara per eh, un washer di 50 centesimi. Sì, sì. Io da Incredibile. ragazzo primo non ho potuto credere che con quelle Arrows che avevano fatto un macello era riuscito a finire terzo e ha quasi vinto il Gran Premio per poi perderlo con un pelo. Sai, da bambino che ero, rosicavo e coinvolto dopo quella gara. Ma c'hai qualche, diciamo, memoria di Demon che mi puoi forse Allora, raccontare? O qualche sì, aneddoto? Damon alla fine andava d'accordo con Schumacher. Ricordo la prima, alla conclusione di quel Gran Premio d'Australia, di Adelaide, Schumacher, anzi Briatore, fece una grande festa all'Hilton di Adelaide, e per festeggiare il primo titolo di Schumacher. E fu una festa bellissima, dove arrivarono Damon insieme a George Harrison. Damon era proprio il ragazzo, in italiano noi diciamo della porta accanto, un ragazzo molto semplice, molto carino, molto educato. Mi ricordo che eravamo con io, Peppi Cereda, Damon Hill, George Harrison e Michael Schumacher a bere qualcosa e a parlare del più e del meno, e a un certo punto poi Damon Hill e George Harrison se ne vanno verso la discoteca, verso le poltrone, a raggiungere gli altri loro amici, e Schumacher ci guarda e dice: scusate, ma quel signore che era con Damon Hill chi era? Noi. E George Harrison. E chi è George Harrison? Era uno dei Beatles, e Michael Schumacher fece così, vergognandosi della gaffe che aveva fatto. E poi io mi ricordo invece, ho un episodio mio personale, ma che non c'entra nulla con le corse, con Damon Hill e sua moglie, nel senso che andiamo prima del Gran Premio del Sudafrica, l'ultimo Gran Premio del Sudafrica, la Camel organizza per i piloti Camel, che all'epoca erano Patrese, Mansell e Damon Hill, erano in tre,
un viaggio dove sono stato invitato anch'io, prima del Gran Premio di Kyalami, a Lost City, che era la città sotto Sun City, perché c'era un nuovo campo da golf molto bello, dove Mansell, Patrese e Damon Hill avevano sfidato 2 o 3 giocatori della Tanzania e del Sudafrica. Quando arriviamo, un aereo piccolino ci porta a Sun City, dormiamo mezz'ora e poi partiamo per andare a fare un safari di notte per vedere gli animali selvatici in savana. Io avevo una cervicale molto male al collo che mi ha preso lo stomaco. Dopo circa 2 o 3 ore con queste Land Rover, salti e cose, ho vomitato completamente addosso a Damon Hill, con la moglie di Damon Hill che ci ha pulito così. Quello lo ricorderò sempre, se lo ricorderà anche Damon Hill. È stata una cosa divertente. Io mi sono vergognato come un pazzo, ma ecco, però è stato Ma divertente e tutte le volte che ci vedevamo sorridevamo ricordando quell'episodio. questo episodio. Ok. Guido, toglimi una curiosità. Sia negli anni 90 e sia in questi tempi, tranne l'epoca di Schumacher dal 2000 fino al 2004, la Ferrari era piuttosto lontano dalle squadre che dominavano. Secondo lei, quali sono le ragioni per questi risultati deludenti da parte della scuderia? Sono stati compiuti dei grossi errori dopo l'epoca di Jean Todt e di Luca di Montezemolo. A poco sono stati allontanati tutti coloro che avevano permesso alla Ferrari di diventare non solo il team da battere in Formula 1, ma proprio l'azienda da battere in Formula 1. Sì. All'epoca di Montezemolo gli inizi furono difficili perché ereditava una situazione, come giustamente hai detto tu, molto difficoltosa, però Montezemolo aveva capito che per ritornare in alto bisognava prendere i migliori. Prese Rory Byrne, prese Ross Brown, prese Sì. Jean Todt, alla fine quando si sentì pronto prese anche il miglior pilota che c'era sulla piazza, che era Schumacher. Hanno compiuto tanti errori a partire dall'epoca, non me ne vogliano, di Sergio Marchionne, che ha di fatto disperso molta qualità che c'era all'interno dei vari reparti della Ferrari e quindi si è perso quel know-how vincente che la Ferrari aveva. Adesso è arrivato Vasseur, sta ereditando una situazione difficile. Questa non è la macchina Sicuro, di certo. Vasseur perché è arrivato in momenti Certo, non sospettabili, è una sicuro. macchina fatta da Binotto, quindi non c'entra Dominotto. assolutamente nulla Vasseur. Credo che Vasseur, essendo un uomo di corse, possa migliorare la situazione, ma per migliorarla totalmente la Ferrari ha bisogno di un presidente o di qualcuno ad altissimo livello dirigenziale che sappia che cos'è il motorsport. Perché in Formula 1, se non sai cos'è il motorsport, non vincerai mai. Mai. Un'altra Ed Infatti, era, domanda. il, ed era il problema anche degli anni '80, quando io ho iniziato con Autosprint nel 1983 a scrivere di Formula 1. Il primo Gran ok. Premio in cui venni inviato fu il Gran Premio d'Olanda a Zandvoort, tra le altre cose che ci fu la vittoria di Piquet, l'incidente di Prost, il debutto del motore della Spyritonda di Johansson, vabbè, tante cose passate. E c'erano la Ferrari stava imboccando una strada che sembrava in salita che poi discese perché si arrivò poi alla grossa crisi dell'88 con l'avvicendamento Sì. tra Ghidella e tutti gli altri, c'era del grande caos. La Ferrari ha questa capacità però, ha la cultura del motorsport nel proprio DNA, per cui prima o poi possono passare 5 anni, 10 anni e ritorna sempre al vertice. Ed è quello che come italiano, ma anche penso per tutto il motorsport, ci auguriamo, perché ad esempio quest'anno abbiamo visto la Ferrari vincere la 24 ore di Le Mans, è stata Sì, con la chiusura, Giovinazzi. la chiusura di un cerchio perché all'interno di Ferrari Corse Clienti c'è gente che ha sempre fatto motorsport e che quindi sa che cosa bisogna fare, sa che cosa serve realmente per vincere.
spesso le ultime gestioni della Formula 1 si sono perse in gelosie, ripicche, che è un po' la storia della Ferrari. Sì, I sì, Ferrari spesso la si politica. sparano dentro all'azienda. Ci vuole un uomo alla Jean Todt che capisca di corsa, che stia lì 24 ore su 24 e che abbia la mano libera. Cioè, voglio questo budget va investito in ingegneri, ricreare la scuola. La Sì, cosa bella che aveva fatto la gestione Montezemolo, aveva creato una scuola. Dietro agli ingegneri importanti, tipo Ross Brown, Rory Byrne, Aldo Costa, c'erano dei giovani. Adesso questi giovani sono tutti da altre parti, anche in McLaren, ad esempio. Stai ben sì, 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 informato. Ecco, infatti. esatto. appunto. E quindi venendo a mancare questa scuola, tutti gli anni bisogna ripartire. Adesso la Ferrari ha bisogno di continuità. Secondo me la sta trovando. Sì, e infatti gli italiani si vedono anche nelle altre Certo, squadre. certo. Vede Andrea Stella con il McLaren, Aldo Costa è stato con la Mercedes negli anni Certo, recenti, certo. hanno E si è Riccardo portato Mosconi. via, e Aldo Costa in Mercedes ha portato tantissima gente che in Ferrari era stata messa in disparte. Di sicuro. E c'è Riccardo Mosconi con la Sì, Mercedes, sì, sì. un altro italiano. Allora ci sono gli italiani e in altre squadre. Allora, quasi tutti sono scuola Ferrari e scuola Dallara. Sì, Sono i due cardini l'hanno perso principali quasi tutti dell'automobilismo. la Ferrari. Sì, sì. E infatti Bernie Eccleston ha detto un po' di anni fa che secondo lui la Ferrari è troppo italiano. Secondo lui, Stavo per forse. venire a questo punto, infatti. Forse, che ne pensi su questo? Che ne pensa? È troppo italiana, nel senso che spesso, al di là dei meccanici e di molti tecnici, a livello alto non si lavora di squadra. Sì, ok. Se tu non crei un team, come in ogni ambito lavorativo professionale, da Sì, solo, con delle gelosie, con delle rivalità interne, non arrivi da nessuna parte. Deve esserci una squadra, ci deve essere un obiettivo. Si fissa l'obiettivo, il tuo aim, dici un anno, due, tre, bisogna andare a vincere. Cosa mi serve per vincere? Questo, 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 e si lavora tutti assieme per raggiungere quell'obiettivo. Se io ho questo obiettivo, tu ne hai un altro, o mettiamo io ti sono antipatico e non lavori come dico io, alla fine si rompe il giocattolo e non vinci. Questo è stato, secondo me, il problema della Ferrari fino all'anno scorso. Quest'anno io la vedo meglio comunque, perché abbiamo visto anch'io comunque vedo che. su una macchina parzialmente sbagliata, abbiamo visto una squadra che ha saputo reagire. E secondo Sì, me, infatti la Ferrari ha iniziato un po' male, ma ecco, c'era un po' c'è di un progresso. processo positivo, sì. Sì, sì, processo positivo, secondo me. Sì. Prima di continuare a parlare sulla Ferrari, abbiamo anche qualche altro messaggio. Roland Zadney che dice: è stato bellissimo quando la Formula 1 era tutta in chiaro. La coppia creata da Guido Schettone era meravigliosa, senza dimenticare ovviamente Claudio Peroni. E Sì, poi ma sono cambiati anche lì i tempi. L'esborso economico all'epoca non era sostenibile perché all'epoca si parlava, adesso ancora di più, però sono cambiati i tempi. All'epoca per la rete, per Mediaset, era diventato insostenibile, nel senso che volevano continuare ad avere i diritti della Formula 1, ma si inserì, se ben ricordo, pesantemente la la Rai. RAI, che fece un'offerta mostruosa. A quel punto Eccleston, che guardava semplicemente i soldi, ha detto allora se la riprendono loro. Però sì, era bella la televisione in chiaro, è bella anche la televisione, la pay TV, perché di fatto è una pay TV,
dà l'opportunità di vedere tante cose che probabilmente la televisione in chiaro non ti poteva mostrare, perché la televisione in chiaro deve stare all'interno di un palinsesto generalista dove non puoi far vedere tutto e sei limitato a degli orari. Adesso, se fai la Formula 1, puoi veramente cercare di entrare in profondità su ogni aspetto. Direi che Mediaset, prendendo spunto da cose che aveva tentato di fare la RAI con Berti, che era il responsabile della redazione sportiva Temporibus Illis, nella seconda metà degli anni '80, Mediaset aveva anticipato quello che fanno le pay TV adesso, cioè noi facevamo le prove, facevamo il pre-gara, il dopo-gara, avevamo Grand Prix, che era una rubrica seguitissima in Italia. Ogni settimana, ogni domenica avevamo 1.200.000, 1.300.000 spettatori, che Eppure adesso anche qui a sono... Malta era molto ecco, seguitissima, te lo posso e ci garantire io. occupavamo veramente di andare in ogni aspetto della Formula 1 che seguivamo, ma anche del motorsport in generale. Facevamo opinione, era opinione. Adesso questo in Italia è un po' scomparso, però sono cambiati, ripeto, anche i tempi, è cambiato il pubblico di riferimento. Adesso parlo per l'Italia, meno in certe nazioni tipo l'Inghilterra e tipo la Germania. In Italia il pubblico generalista segue la Formula 1 perché c'è la Ferrari. Adesso i ragazzini possono seguire altri piloti perché fa bene Liberty Media a fare un certo tipo di promozione, però il pubblico italiano è quasi sempre disinteressato al motorsport in generale. Lo posso dire perché seguendo i campionati nazionali vedo che la gente va proprio presa e portata in autodromo, allora solamente in quell'occasione capisce che cos'è il motorsport, allora inizia a divertirsi e inizia a frequentarlo. Infatti può dire che non c'è pilota italiano nella Ma Formula 1, forse riflette un po' questa cosa che Ma forse non no, c'è l'interesse. non credo perché ci sono tanti piloti italiani giovani, tanti, Sì, c'è però uno, forse allora manca, innanzitutto a volte manca la qualità, sì, perché a ok. volte non hai la qualità per poter arrivare in Formula 1. Altre volte ci sono delle scelte sbagliate, delle decisioni sbagliate e altre volte ancora si capita nella squadra sbagliata per cui stai un anno e poi ti rimandano a casa. Adesso io credo invece che ci sia una serie di giovani italiani molto interessanti. Kimi Antonelli è Sì, il l'ho faro sentito. e per lui c'è già prenotato un posto in Formula 1 nel 2026 sicuramente. Ma molto bravo è anche un pilota che vive vicino a Malta perché è siciliano, che è Gabriele Mini, che Ah, ok, per me, ho sentito ecco, su lui. Gabriele Mini è bravissimo, Era nella Formula 3, è in no? Formula 3, è Quest'anno? arrivato terzo a Macao ieri. Ok, Poteva anche vincere, però è arrivato terzo perché le vetture dell'Hitech sembrava avessero qualcosa in più. Mini è un ragazzo è giovanissimo, ha una grandissima maturità, per me ha un grandissimo talento, è gestito dal figlio di Jean Todt, è stato gestito male nell'ultima stagione perché l'hanno messo in un team che non era competitivo, per cui è arrivato terzo nel campionato di Formula 3, ma Mini è un altro di quelli che ha le carte in regola per salire. Sicuramente Antonelli ha maggiore spinta, Antonelli è un talento superiore alla media. Io l'ho visto, sono amico del papà che ha un team e poi è un ex pilota. ok. Lo conosco da quando ha 3 anni, Kimi. Ecco, facevamo le vacanze assieme con i suoi Sì. genitori. L'ho Ah, ok. visto le prime volte che saliva in kart, si sapeva, si capiva che sarebbe diventato un grande. E Infatti, secondo me lo diventerà. Quest'anno fa la Formula 2, salta la Formula 3, giustamente,
e vedremo, ecco, lui è la grande speranza dell'automobilismo italiano, però ci sono anche tanti ragazzi che non hanno i mezzi o l'opportunità per arrivare in Formula 1 è un gran problema che, no, quello. che capiscono che devono cambiare, abbandonare le monoposto ed entrare nel mondo del GT Sì, o di altre categorie per diventare professionisti e noi ne abbiamo tantissimi in giro di grandi professionisti che, ad esempio, il figlio di Riccardo Patrese, dopo un anno e mezzo di Formula 4, ha capito che arrivi in Formula 2 dopo cosa fai? Basta, smetti di correre? No, vado a fare il GT e adesso è andato a fare il GT, ha vinto. Il figlio di Luca Drudi, Mattia, stessa cosa. C'è un grande pilota che ha ottenuto meno, che è Mattia Cairoli, che probabilmente l'anno prossimo gareggerà con la Lamborghini, credo, invece della Porsche. Ci sono tantissimi talenti, anche Raffaele Marcello, che è lo leggermente più ricordo un po'. anziano, è svizzero di nazionalità, però è italiano, è figlio di italiani, è un altro pilota velocissimo, poteva arrivare in Formula 1, è stato protagonista in Formula 2. Ne Cosa fa abbiamo di oggigiorno lui? Mercedes AMG nel World Series, ha vinto sempre, Ok, ok. è velocissimo. Poi c'è Mirko Bortolotti, insomma, Sì, sì, di piloti forti ne la abbiamo, non domanda su abbiamo piloti Marcello di lo formula. ricordo. Cosa fa oggi nella carriera? È Marcello, il campione del GT, è forse del il GT, ok. pilota, sì, sì, con Mercedes AMG, sì, Ok, ok, ok. col GT. Abbiamo anche Capito. un'altra domanda prima di tornare a parlare Di Formula 1. di altri temi da Fabian Zara che tifa, è un tifoso della Williams. Guido le chiede, la domanda è in inglese: Were there any driver team combinations you had hoped to witness during that era that unfortunately never materialized? Personally, being a Williams fan, I would have preferred to see Mansell retained for 1993 to partner Prost and then retained again for 1995 after the 4 races, which he did in 94. Another wish was that Hill was not being dropped for 97. Qualche commento su questa osservazione del nostro utente? Beh, Mansell ha ottenuto meno titoli di quelli che avrebbe potuto, secondo me, con la Williams. Prost ha fatto il suo dovere, era già in fase leggermente calante, e sia Hill sia Villeneuve, anche loro hanno ottenuto quello che dovevano ottenere. Adesso però Williams per me ha un bellissimo pilota, Alexander Albon, che è eccezionale per me. Sorgean invece, nonostante abbia fatto un'ottima gara ieri, poi ha avuto dei problemi, è andato piano, però ieri sembrava indemoniato. Avrebbe bisogno di un altro teammate. Probabile che prima parlavamo di Antonelli, che Antonelli nel 2026 possa andare in Williams prima di salire poi in Mercedes. Penso che è la cosa più graduale da fare, anche Infatti, se Antonello, ho ti dei ho miei dubbi, menzionato un po' quando parlo, ieri. ho dei miei dubbi quanto Sargent merita il sedile per l'anno prossimo. È una questione di soldi, purtroppo. Diciamo che in Formula 1 oggi come oggi ci sono 10 piloti importanti, poi ce ne sono altri che puoi cambiare con le altre categorie. Sorgean, secondo me, è uno di questi. C'è Sorgean in Formula 1, non c'è ad esempio Felipe Drugovic che ha vinto il Formula 2. Rischiano di non salire sulla Formula, anzi non saliranno sulla Formula 1 né Teo Pourchaire né Frederic Vesti, che proprio tra sabato e domenica lotteranno per il titolo della Formula 2. Quindi è un po' intercambio, dipende dai soldi. E finché avremo poche macchine in Formula 1 ci sarà sempre meno spazio per i piloti che corrono nelle altre categorie. Continuiamo sul tema dei piloti attuali.
Seguo molto i social italiani e vedo molte persone là che fanno qualche pensiero, tipo Charles Leclerc è molto simile a Jean Alesi, nel senso che entrambi sono dei buoni piloti, ma discontinui. Lei è d'accordo con questa opinione? Ma su Leclerc non c'è la prova perché oggettivamente non ha mai avuto il mezzo per potersi esprimere al massimo. Io credo che Leclerc abbia un talento superiore a quello di Alesi, una velocità superiore a quella di Alesi e allo stesso tempo avrebbe bisogno di essere forse più sicuro dei propri mezzi. A volte mi sembra voglia strafare per dimostrare di essere quello che tutti avevano detto. Leclerc ho sempre avuto questa opinione, a livello di velocità è sicuramente tra i grandissimi, a livello di gestione di corsa, di messa a punto, ha ancora dei limiti, deve crescere, probabilmente gli avrebbe fatto bene un compagno di squadra più esperto, una guida per almeno un altro anno. Però lo vedo anche lui in crescita. Ieri ha fatto delle cose splendide, ad esempio. Ieri il sorpasso che ha fatto a Perez senza DRS è stato un sorpasso da dire chapeau. Sì, Guido, dall'altra parte, piacerebbe sapere che personaggio era Bernie Ecclestone, ma veramente era un carattere difficile con cui parlare? No, no, anzi era un uomo dotato di una grandissima ironia. Sicuramente era difficile trattare, non parlare con lui. Ok, Ecco, trattare sì, però c'è anche da dire che se tecnicamente la Formula 1 è inglese, a livello di show, a livello di marketing, a livello di contenitore, la Formula 1 è Ecclestone. È lui che ha inventato questa Formula 1. sì. E un uomo come Ecclestone a volte farebbe comodo. Se ci fosse stato Ecclestone nel- con un caso Sainz avrebbe corso e sarebbe partito dalla casella, dalla griglia che gli sarebbe spettata, perché Ecclestone, venendo dal mondo delle corse, conosceva e sapeva anche che spesso i regolamenti sono anche stupidi e che ci vuole un po' di elasticità. Ok, È Pensando, un uomo molto intelligente, Ecclestone, è un sì, genio. sì, credo che... pensando ad una cosa, adesso che ha detto che Sainz ai tempi di Ecclestone partiva secondo, Sì. e se fosse stato Ecclestone in Abu Dhabi 2021 senza aprire ferite, come si gestiva Secondo me, sai, quel disastro che ha fatto Michael Masi? Perché beh, io continuo a dire che è stato un furto perché Hamilton aveva vinto quella corsa e se la sarebbe meritata. E non lo dico perché mi è simpatico Hamilton, perché cioè, sono giornalista, quindi entrambi sono due campionissimi. Però in quell'occasione parlo della gara, non del campionato, parlo di quella gara. È stato un latrocinio perché hanno sottratto la vittoria ad Hamilton in maniera scandalosa. L'ho detto e lo ripeterò sempre. io infatti Eh, faccio un paragone perché vengo un po' dal calcio. Abu Dhabi 2020 Abu Dhabi 2021, quel famoso Juventus Inter del 98, sì, sono quasi la stessa cosa. è vero, è verissimo. Però attenzione, io sono juventino, per cui queste cose non si dicono. Oh! Allora meglio non parlare di calcio perché sono interessato io. Ecco, io Juventino, Ok, Juventino e Parma, perché sono di Parma, per cui la mia ok, squadra vera del cuore è il Parma e non... Ecco.
Allora meglio rimanere Buffon ha cominciato con la sulla Parma Formula e dopo 1. è andato con la Juve. Eh sì, Infatti, Buffon. beh, ma tanti giocatori. Il Parma dell'epoca di Tanzi è stata forse la squadra migliore in Italia a livello di centrocampo. Fate conto che Mario Stanic stava spesso in panchina, ecco, per dirvi la qualità Esatto. media dei giocatori. Ma parliamo di automobile perché se iniziamo a parlare di calcio non la smetto più. Meglio. Allora, abbiamo chiesto una domanda su Ecclestone. È inevitabile chiederle anche di Senna. Che persona era? Lei che lo ha vissuto per molto tempo, che persona era? Se era disponibile, se era... Allora, Cosa ci può dire? Senna era disponibile, però si fidava solamente di coloro i quali risultavano credibili ai suoi occhi. E Senna usava i giornalisti, era talmente intelligente, talmente superiore alla media, che era un grande manipolatore. E questo era un pregio, non era un difetto. Senna non ti rilasciava mai un'intervista banale, andava oltre e lanciava dei messaggi a quelli che erano i suoi rivali. La polemica con Prost era divertentissima, noi correvamo da una parte all'altra e si scontravano due personalità molto forti, però quella di Senna era di gran lunga più forte di quella di Prost. Poi Senna si portava alle spalle un qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri. Era Senna. Io ho sempre detto un personaggio trasversale, uno di quei personaggi che non fanno parte di uno sport, ma fanno parte di tutti. Sono quei personaggi magici che ogni tanto appaiono e purtroppo poi scompaiono. Però io sto parlando del Senna vivo, non mi interessa quello poi che si dice del Senna scomparso, perché dopo sono tutti bravi a parlare. All'epoca, Quello che volevo chiedere, lei che ha ecco, vissuto con Ayrton, ho non- ho vissuto allora, da giornalista ovviamente. sì, no, adesso sono tutti amici. Cioè, tutti quelli che io vedo scrivono libri, io ero amico di Senna, nessuno probabilmente, tranne pochi, erano amici. Io ero uno di quelli che nelle corse lo frequentava, nel senso che ero uno dei pochi che aveva sempre il privilegio di essere investito da Senna per delle interviste. Io, come molti altri di Mediaset, perché con noi avevo un ottimo rapporto, come avevo un buon rapporto anche con la RAI, perché ripeto, era un manipolatore, lui andava da chi poteva servire, era un uomo che aveva un'intelligenza superiore, era anche un uomo che aveva degli atti di generosità eh, importanti e come tutti gli uomini difficili psicologicamente difficili, combattuti, molto intelligente, era anche un uomo che aveva dei grandi amori come dei grandi odi, cioè se ti odiava, ti odiava. Era uno senza pietà con i rivali. Sicuro, eh? Quindi Quindi crede che la rivalità tra Senna e Prost è la rivalità più accesa che forse mai in Formula 1 ha visto o vedrà. Sei d'accordo? sai, bisognerebbe andare C'erano molte nell'intimo storie delle di rivalità, persone. Frank Lauda, Sicuramente Schumacher Hill, Senna Prost, Hamilton no, ma Rosberg. quelle sono rivalità sportive. Diciamo che è stata una di quelle rivalità tostissime, forse la più plateale, perché ce ne sono state anche altre. Ad esempio, andando indietro nei tempi, non eravamo neanche nati, forse io avevo un anno neanche, la rivalità tra Fangio e Moss all'interno della Mercedes, con Moss che andava più forte, ma Fangio si accaparrava gli ingegneri migliori, cioè tutti i vantaggi possibili e immaginabili. Questo era un tipo di rivalità, però non era così plateale, non c'erano i media che la fomentavano. Noi a noi serviva anche tanto per creare la tensione. Quindi erano due personaggi
che manipolavano, ma che allo stesso tempo servivano ai media per destare interesse. E sicuramente tra i due chi sbottava, chi lanciava per primo i messaggi era Senna. Senna era uno che ti convocava all'improvviso perché voleva dire delle cose, perché sapeva che dicendo quelle cose avrebbe dato fastidio o a Prost o avrebbe fatto accadere qualcosa. Però se Senna non voleva parlare, non parlava. Era un uomo, guarda, molto affascinante. Io posso dire che ho pianto quando è morto, tra le altre cose avevo la diretta del TG5, perché noi non avevamo il Gran Premio, Sì, facevamo i era sulla servizi Rai. per Gran Prima e ero comunque sempre lì, ero lì. E devo dire che si è aperta una voragine, perché un personaggio come Senna ha calamitato la Formula 1 e l'ha portata in un'altra dimensione. E ti sei accorto dopo la sua morte subito di questa perdita, perché c'era un vuoto, c'era un buco, mancava un personaggio di riferimento così importante. Lo è diventato negli anni Schumacher, ma in modo diverso e non con quel carisma. Direi che tra i piloti attuali l'unico che può avvicinarsi a Senna è Lewis, Hamilton. Sì, sono In d'accordo. maniera diversa, è l'unico che ha un carisma, lo vedi, Verstappen ha carisma in pista, fuori è un ragazzotto come tanti altri, secondo me. Infatti, abbiamo un altro messaggio che è di Joseph Maghi, che è anche uno della nostra redazione, che è un tifoso della Ferrari e pensa che la scuderia ha bisogno di un grande direttore tecnico come Adrian Newey. L'anno scorso l'addio di Binotto per Joseph pensa che era un grande errore e anche le dà il benvenuto sulla nostra trasmissione. E vorrei prendere uno spunto da un commento di Joseph, perché lui pensa che non è mai venuto in Ferrari. Perché Newey è un uomo che è molto libero e vuole arrivare a realizzare ciò che desidera lui senza alcun tipo di compromesso. L'ho dimostrato fin dalle prime vetture che ha progettato. Non so se vi ricordate le Leyton House. Sì, Le Leyton House erano vetture in cui si faticava ad entrare, però erano avanti di 10 anni rispetto a tutte le altre. Newey è un tipo così, Newey ama la propria libertà. È difficile che uno come Newey possa arrivare in Ferrari dove comunque c'è una metodologia di lavoro che è completamente diversa. Eh, Newey può ricordare, secondo me, un altro grande progettista che è Gordon Murray, che è l'uomo che ha inventato la Formula 1 modulare con la Brabham BT42. Sono quegli spiriti liberi che forse in Ferrari si sentirebbero un po' troppo imprigionati. Tant'è vero che né Ross Brown né Rory Byrne erano due come Newey o come Gordon Murray. Ross Brown era un grande organizzatore del attore. reparto corse, Rory Byrne era il genio che non voleva apparire, però Era un erano grande differenti. strategista, Ross Brown. Certo, certo, certo. Infatti, secondo me, uno svantaggio che hanno la Ferrari, stiamo dicendo, che il fatto che sono in Italia, la squadra è basata in Italia, per convincere, per esempio, gli inglesi migliori ad andare in Italia, se hanno forse la famiglia e hanno forse figli piccoli, non è facile convincerli a andare in Italia se forse hanno un'offerta con Red Bull o Mercedes, forse hanno quello, Dipende, lì è sempre una questione di ovviamente non soldi, tutti, ecco, chiaramente è sempre una questione di soldi e chiaramente ovviamente. se hai un'offerta importante dalla Ferrari, prima di dire di no ci pensi Oh due no, volte non credo che dicono no. perché ecco, come curriculum dopo sono stato in Ferrari, Sì, pesa, per il CV. è pesante. Diciamo che il concetto di motorsport inglese è leggermente diverso da quello italiano. Italiano. Eh,
e quindi ci si può scontrare come mentalità. Però ad onore degli italiani, gli italiani a volte hanno dei colpi di genio e hanno la capacità di lavorare sull'emergenza che spesso gli inglesi non hanno, cioè nel senso che la Ferrari riesce da una macchina sbagliata comunque ad andare a podio, se la sbagliano gli inglesi spesso e volentieri, che sono più testardi. Testardi, sì, Ecco, sono più forse è testardi, vero. si incaponiscono in quella situazione. Si parla sempre però di una Formula 1 che adesso, della mia epoca, adesso la Formula 1 è cambiata. Formula 1, un team di Formula 1 adesso non è un'azienda, è un'industria importante, grande, con centinaia e centinaia di dipendenti. Sì, Quando io sono nato, oppure quando ho iniziato a seguire l'automobilismo, i team di Formula 1 erano 6-7 persone, 10 persone, poi a poco sono arrivati 50, 100, 200, 300, 400, sì, 500, non c'erano le gallerie del vento, dovevi andare in Italia, non ce n'era una, cioè la prima l'ha fatta veramente, sì, andavi in quella della Pininfarina o se no andavi da Giampaolo Dallara, che aveva capito prima degli altri il cambiamento che ci sarebbe stato nell'automobilismo. Non c'erano i simulatori, adesso ci sono i simulatori. ovviamente È un mondo che è La Formula totalmente, 1 è cambiato ma da è tanti anni. totalmente diverso. Un tempo c'erano sì gli specialisti, però c'erano gli uomini come Forghieri che potevano fare il motore, potevano fare il telaio, potevano fare Forghieri, sì. l'aerodinamica. Adesso hai l'aerodinamico, addirittura hai all'interno dei reparti il progettista delle prese d'aria e dei freni, quindi del particolare. È tutto un altro tipo Formula è un 1. mondo iper specializzato dove purtroppo o per fortuna, non spetta a me giudicare, ormai non puoi più improvvisare nulla. Sei lì, al di là del fatto che le regole, perché è bravo New Way? Perché all'interno di queste regole che sono molto rigide riesce a fare sempre delle vetture completamente diverse da quelle degli altri, che Sì. sono una fotocopia delle altre. Poi cambiano i particolari e lì capisci chi può vincere o chi può perdere, però le macchine diverse le fa solo lui. Sì. E nelle telecronache che hai fatto per Mediaset, c'è qualche episodio che rimane nella sua memoria o qualche gara che alla sua fine dicevi, questa è la miglior gara che ho commentato? Ah, no, questo no, perché la miglior gara è sempre quella dopo. Siccome amo molto Ti capisco. l'automobile, ma ancora adesso che le faccio ogni settimana, non c'è mai la miglior gara, c'è la gara più o meno divertente. Mi piacciono tutte le gare, anche quelle in cui si dorme, io amo raccontarle così. Guarda, di episodi sì, ne ho tanti e ne ho pochi perché ho sempre, ad esempio, io non ho neanche una cassetta mia, non mi interessa quello che io ho sempre vissuto molto proiettato nel futuro, ma non nel passato, per cui tutto quello che ho fatto me lo ricordo, ma è Sì, importante, ok. mi porto l'esperienza, ma non mi porto il fatto, facevo le telecronache, non mi interessa. Sicuramente un momento emozionante anche perché c'era un bel rapporto, è stata la prima vittoria e la unica vittoria di Alesi al Gran Premio del Canada, perché vedere Ok. Alesi vincere anche in quel modo rocambolesco, oppure le vittorie di Riccardo Patrese, perché emotivamente io ero molto amico di Riccardo, mi faceva piacere vedere Riccardo Patrese sul podio più alto perché sapevo quanto aveva sofferto dopo Sofferto l'episodio del per... Gran Premio di Imola del 1983. Ecco, queste cose. E poi no, posso dirlo, mi sono emozionato alla vittoria di Johnny Herbert, le due vittorie del 1995 di Johnny Herbert con la Benetton al Gran Premio di Gran Bretagna e al Gran Premio d'Italia. Per un motivo particolare, perché conoscevo bene Johnny, Ok. l'avevo conosciuto in Formula 3 inglese, poi l'avevo conosciuto in Formula 3000, poi ero stato il primo ad averlo intervistato dopo il terribile incidente di Brands Hatch, ero andato, gli avevo telefonato attraverso un amico che lavorava in Pirelli e lui era stato molto cortese, mi aveva spiegato come procedeva la sua riabilitazione, poi ero andato al Paul Ricard, ai No, ok. test invernali dove
con la scusa, c'era Nigel Mansell che provava la Ferrari, ma c'era anche Johnny Herbert che saliva per la prima volta in Formula 1, quindi si era stretto un bel rapporto. E quando sono stato direttore di Autosprint, infatti gli ho dato un casco d'oro l'anno in cui ha smesso di correre in Formula 1 perché se lo meritava, perché quelle due gare hanno dato a un pilota che sicuramente sarebbe diventato un grandissimo campione se non avesse avuto l'incidente di Brands Hatch in Formula 3000, avevano ridato a quel pilota parte almeno di ciò che lui aveva perduto. Herbert era un talento cristallino, era impressionante quanto andava forte. Purtroppo quell'incidente gli ha spezzato entrambi gli arti. Ovviamente, È per forza. stato la sua Era un brutto riabilitazione è incidente. stata sì, veramente uno dei più brutti incidenti che abbia mai visto. La sua riabilitazione è stata lunghissima, è salito sulla Formula 1, non riusciva a guidarla, è ritornato a correre in Giappone, l'hanno messo per sbaglio su una Lotus. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta, il ritorno in macchina di Mika Häkkinen dopo l'incidente ad Adelaide con la McLaren. Anche quella è una cosa, siccome facevo le telecronache nel 96, che mi ha emozionato, perché anche con Mika Häkkinen c'era un rapporto particolare. Come vedete, ho tutti piloti abbastanza stranieri con cui andavo parecchio d'accordo. Sì. Parliamo di Hakkinen un po', prima di... Grandissimo, grandissimo anche. A quei tempi si vedeva il talento, il futuro campione del mondo? Certo, si è visto subito che Häkkinen aveva una marcia in più, anche quando andò a correre con McLaren all'Estoril, che fu il suo primo Gran Premio con McLaren, se non erro, si Sì, nel capiva che 93. aveva una marcia, il suo primo Gran Premio con McLaren, perché aveva già corso, ma anche con la Lotus, quando corse con la Lotus, che era una macchina da fondo griglia, mica faceva la differenza. Parte la persona squisita, persona molto carina, molto gentile, molto a modo. È cambiato tantissimo dopo l'incidente di Adelaide. Quando ritornò, aveva cambiato proprio il carattere, però era sempre rimasto molto leale, molto corretto. Bella figura della Formula 1. Finalmente, perché purtroppo il tempo è quasi scaduto. Mi piacerebbe che lei forse ci può mandare un messaggio a tutti gli appassionati di Formula 1 che stanno seguendo questa trasmissione o la seguiranno più tardi sul nostro canale YouTube, per favore. Sì, certo, il messaggio posso augurare a Malta di avere un autodromo. So che da anni si tenta di realizzarlo, so che c'è tanta passione a Malta e perché no, anche un Gran Premio di Formula 1. Ormai si va in tutto il mondo, Malta che è anche vicinissimo all'Italia e che è in piena Europa e che è un po' un ponte tra l'Europa, l'Africa e l'Asia e si trova lì, un bel Gran Premio alla Valletta ci potrebbe anche stare. Potete proporlo ai ragazzi di Sarebbe, Libertà Media. sarebbe molto bello, Sì, sarebbe molto davvero, è bello, un ma sogno. purtroppo è un po' difficile. Guido, vorremmo ringraziarla per averci onorato della sua presenza. È Grazie a stato voi, è un stato un piacere. piacere averla qui nella nostra trasmissione. وفينا grazie mille con quello اللي الليلة assistentni dal programma. Grazie Antonello, thank you, e grazie ovviamente a Guido che Grazie è stato Emilio. con noi. Grazzi wkoll lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, El Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Botta u risposta jirritorna nhar il-ħamis li ġej fit-8 fejn flimkien ma' Roberto De Brincato per l-oħra se nkunu qed nitkellmu fuq il-futbol Ingliż. Sakemm nerġgħu infakrukom ukoll dal-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant tinsewx tidħlu ħalli tafsu subscribe ukoll. Andrew, messaġġ tal-aħħar qabel ma nagħlqu. Sakemm nerġgħu nittaqgħu għall-programm ieħor jien Andrew Żar. U jiena Antonello Abela, nringrazzjawkom tal-li kontu magħna u l-lejl it-tajjeb.
Grazie ragazzi. Botta u risposta ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, El Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.